un appello davvero a che tutte le persone che hanno una responsabilità di gestione, sia nella politica, sia nel mondo economico, sia nel mondo sociale, facciano davvero la loro parte per il bene comune, che i messaggi che ci vengano dati siano certamente chiari, certamente nella legittima differenza delle opinioni e delle posizioni, ma che non alimentino difficoltà, sospetti e paure. Prendiamo questo tempo così com'è. Non ci serve davvero a niente pensare che sarebbe bello che fosse diverso. Questo è il nostro tempo, questa è la situazione che ci viene chiesta di affrontare, però abbiamo tutte le risorse, abbiamo le capacità e abbiamo imparato tanti atteggiamenti. Credo che siamo in grado di prenderci cura gli uni degli altri con comportamenti responsabili ma non paurosi. Abbiamo possibilità di prenderci cura con la mascherina, col distanziamento, con l'igiene, con queste attenzioni e poi dobbiamo vivere. Questo è il nostro tempo, questa è la nostra vita, dobbiamo continuare a credere nella forza delle relazioni tra di noi.